abbiamo fatto questo esperimento suggestivo, direi, di suonare uno con i visori, cercando in qualche modo di sonorizzare le immagini che vedevamo dal visore. L'idea era un po' quella dei pianisti dei primi del Novecento che suonavano la colonna sonora di un film muto. Ecco, spostato 100 anni avanti o su per giù, abbiamo voluto fare questo esperimento con la realtà virtuale. E in questo caso è stato bellissimo sperimentare la musica di Pollock, l'approccio di Pollock e questa pittura musicale che noi cerchiamo di comporre istantaneamente sulla base di qualche traccia e accostando l'improvvisazione a questo elemento visivo che è così importante per Pollock Project. Con la realtà virtuale di 3 opere. La prima di Milan Tankshir, che si chiama VR Free, ambientata nel carcere di Torino. La seconda invece è di Sophie Ansel ed è dedicata a una zona della Baja California, della fauna marina della Bassa California. Opera di Annabella Costa, Poetic Cosmicity, che è appunto quello che si vede sono figure astratte che si rincorrono. Benvenuti a questa puntata in diretta particolare, diversa dalle nostre solite puntate di Soundtrack City. Qui con Marco Testoni, mio Ciao. degno socio e compare di musica applicata alle immagini, anche se oggi parleremo di un'altra cosa, sempre relativamente alla musica, al nostro argomento primario. Parleremo di realtà virtuale, realtà immersiva, delle nuove frontiere per la musica in riferimento a queste due materie che abbiamo appena citato. Perché? Perché intanto abbiamo visto questa esperienza fatta da Marco Testoni l'anno scorso, nel 2019, al VR Experience Festival di realtà virtuale con il suo gruppo, il Pollock Project, e questo esperimento molto particolare. Anzi, raccontaci un po', per chi ha visto questo video, che cosa è stato, che esperienza è stata, perché avete avuto questo ingaggio e come l'avete trattato, siete approcciati? Ma guarda, è stata una cosa, come al solito, abbastanza improvvisa, nel senso noi da tempo ci occupiamo e per mestiere e per professione, ma anche per sperimentazione, al continuo rapporto tra la nostra musica e le immagini, che siano in movimento, che siano in collaborazione ad esempio con gli artisti del New Era Museum o con tantissimi altri artisti visuali. È stato naturale a un certo punto provare anche la via della realtà virtuale, però in un senso un po' diverso. Ne parlavo prima durante il servizio. Noi ci siamo riferiti come esempio a qualche cosa che era accaduto 100 anni fa, cioè quando i primi commenti musicali venivano fatti al cinema muto, che muto non era, e dove c'era questa commistione tra la musica, peraltro improvvisata, perché le prime musiche erano improvvisate, e le immagini che scorrevano appunto del film muto. 100 anni più avanti
con i primi esperimenti di realtà virtuale abbiamo cercato di fare la stessa identica cosa, cioè immersi anche noi con il visore, vedevamo delle immagini e le commentavamo dal punto di vista proprio musicale, con tutte le difficoltà del caso, perché avere un visore e suonare è una cosa un po' complicata a seconda dello strumento che hai, insomma, perché lo strumento lo devi anche vedere, quindi c'è anche la seconda parte del problema, che prima o poi bisognerà risolverla, cioè di suonare anche strumenti virtuali, però insomma è stato molto 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 interessante. Questo qui mi ha aperto la possibilità di vedere meglio un mondo che è in piena espansione, che appunto è quello della realtà virtuale, che nel frattempo è andato molto 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 avanti, e avendo quest'anno curato la regia di tutte le talk della seconda edizione del festival, che non aveva più molti eventi come invece ne aveva l'altro anno per questioni appunto Covid, mi ha dato la possibilità di conoscere tante professionalità molto interessanti, soprattutto per capire, ecco, la loro opinione circa quello che sta succedendo e quello che possono essere le future declinazioni della parola musica o suono nell'ambito appunto delle produzioni che hanno a che fare con la realtà virtuale. Quindi noi oggi abbiamo questi 3 ospiti speciali importanti, quindi tutto quello che una volta era fantascienza, l'abbiamo visto nella fantascienza, l'abbiamo letto nei libri di fantascienza, oggi è realtà virtuale, ma è comunque realtà. E quindi abbiamo deciso di fare questa puntata un po' sui generis rispetto all'argomento trattato da noi sempre con costanza, avendo questi 3 ospiti che ti prego di enunciare. Allora, io adesso farei partire prima la sigla dell'ultimo, appunto, della seconda edizione, e dopo presento i vari ospiti. Allora. Il bello della diretta, sempre. È sempre il bello della diretta, ma noi siamo belli dentro, quindi via. Bene, rieccoci qui. Questa qui è la sigla che ci ha accompagnato durante tutto il corso di questa seconda edizione del VR Experience di Roma. Allora, io partirei, dunque, li facciamo entrare uno alla volta. Prima Lorenzo Cappannari. Allora, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, ma grazie Lorenzo di essere con noi. Grazie a voi. Allora, Lorenzo è il fondatore di Another Reality, poi ci parlerà meglio di tutto questo e della sua azienda. Dopodiché abbiamo Guido Geminiani, eccolo qui, ciao Guido, regista, producer della Impersive, e anche lui ci spiegherà dopo in che consiste il suo lavoro. E infine una figura più a noi più vicina, Matteo Milani, ovvero un sound designer, e qui stiamo un po' più a casa con lui, ecco, anzi forse secondo me, ciao Matteo, forse il sound design è proprio il punto, come posso dire, il filo che unisce dal punto di vista proprio musicale questi due mondi. Allora, ringrazio tutti quanti della vostra disponibilità, di essere venuti. Allora, io inizierei da
Lorenzo, parlare di Lorenzo perché Lorenzo l'altra volta nella sua talk ci parlava di un argomento che può essere veramente introduttivo della nostra discussione, cioè lui ci parlava dello spatial computing. Ci spieghi che cosa vuol dire? Sì, certo, lo spatial computing è diciamo, un nuovo paradigma informatico che ci vedrà protagonisti probabilmente nel corso dei prossimi dai 5 ai prossimi 15 anni. È nato, diciamo, come terminologia negli ultimi anni ed è fondamentalmente una convergenza di più tecnologie diverse che a noi magari sono un pochino più familiari. La prima tra tutti è appunto la realtà virtuale e la realtà aumentata, che diventano delle tecnologie abilitanti per entrare in un nuovo mondo digitale di un computer che come presupposto ha quello di essere onnipresente. Cioè, quindi il concetto di spatial computing è di un computer che è nello spazio intorno a noi, non è più relegato all'interno di una cornice che potrebbe essere la cornice dello schermo, dal quale diciamo in questo momento, esatto, questa cornice qua, ma è diffusa. Quindi un computer ovunque intorno a noi. Per guardare questa nuova forma di computer ovviamente si utilizzano dei nuovi modi, generalmente sono dei device, dei dispositivi indossabili come la realtà virtuale e la realtà aumentata. La realtà virtuale tipicamente perché ci possiamo muovere con il nostro corpo e interagire con il computer nello spazio in maniera totalmente naturale. E lo spatial computing non è solo AR/VR, include tante altre tecnologie che poi ci potrebbero portare fuori strada, però giusto per dire si parla di 5G, si parla di intelligenza artificiale, si arriva addirittura a parlare di auto a guida autonoma, robots, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un concetto molto ampio, però con la realtà virtuale possiamo capire bene che cos'è, perché ci giriamo e ce lo abbiamo tutto intorno. C'è chi dice insomma, le società tecnologiche che stanno creando questa nuova infrastruttura alla quale noi avremo accesso nei prossimi anni, dicono che lo spatial computing sarà il nuovo web, quindi il World Wide Web non sarà più una pagina internet che scrolliamo con delle immagini o dei testi, ma sarà diffuso intorno a noi nello spazio. Ci interagiremo esattamente come oggi interagiamo all'interno di un mondo virtuale con questi visori o come fondamentalmente interagiamo con un videogioco. Sembra curioso parlare di videogiochi, ma de facto le ambientazioni tridimensionali interattive che oggi possiamo sperimentare per tanti fini diversi, non necessariamente per l'intrattenimento, sono le stesse e utilizzano le stesse tecnologie che di base sono nate con lo sviluppo dei videogiochi. Nel mondo della musica è curioso che forse il più grande concerto mai trasmesso da remoto è un concerto di un rapper americano all'interno di un videogioco, all'interno di Fortnite. Quindi è un trend che sicuramente è molto interessante. In molti ci hanno contattato per dire: ma possiamo utilizzare queste nuove tecnologie per fare musica dal vivo? E certamente è un nuovo modo, è tutto un nuovo paradigma che deve essere interpretato anche con linguaggi nuovi, linguaggi che nessuno di noi conosce, quindi c'è tanta sperimentazione in corso in questo momento. Grazie Lorenzo, introduzione perfetta che mi dà agio di poter coinvolgere allora Guido Geminiani. Io prima parlando di Guido dicevo regista, producer, ha un passato anche come montatore, quindi diciamo che viene dal mondo che rappresentiamo io e Massimo, che è quello del cinema, delle serie TV e via discorrendo. Quello che la domanda che ti faccio, Guido, è soprattutto inerente al discorso dell'interazione. Prima Lorenzo parlava di questo concetto, che è il concetto dell'interazione, che è tipico, no? Dal multimedia al cross media, ormai è quello forse lo specifico. Nell'ambito appunto del cinema, dell'intrattenimento, di quello che noi adesso chiamiamo fiction o serie televisive,
può convivere questo mondo o c'è bisogno ancora di molti passaggi successivi? È mutato il tuo microfono, Guido. Inizio bene, devo dire. Ti ringrazio per la presentazione. Io ho avuto tutti i problemi che tutti i settori che hai citato, montaggio, regia, produzione, possono rappresentare nel loro rosters, e ora affronto i problemi ovviamente della realtà virtuale dell'impresa in Italia. Ti confesso che non ho ben compreso dove portasse questa domanda, nel senso che realtà virtuale e fiction cinema, certo che si incontrano in qualche modo, si incontrano e si scontrano, però sì, questo è esattamente il campo in cui io mi esercito, direi, quotidianamente. Mi sento un po' un ospite in difficoltà in questo panel, perché uno dei miei migliori amici, se non il mio migliore amico, è un compositore italiano, e mi presenta tutti i nostri amici da 25 anni come l'amico che sa meno di musica in assoluto, di colonne sonore, di cultura musicale. Quindi quando si parla di musica mi sento sempre in grande imbarazzo. Detto questo, in realtà virtuale mi è capitato di applicare tecnologie quasi, devo dire, in un po' tutti, non ambiti di, diciamo così, sperimentazioni commerciali, chiaro? Sperimentazioni, applicazioni commerciali dell'incontro tra interazione e musica, o storytelling e musica, o il racconto della musica stessa, partendo dal Teatro alla Scala di Milano, dove abbiamo prodotto un'esperienza che è installata al Museo della Scala, in cui ci si trova a interagire, anche se di interazione live non si tratta, con Nicoletta Manni, nei panni del Primo Ballerino e così via, arrivando a progetti come quello che ho appena fatto un attimo prima del lockdown con Bugo, proprio sulla canzone che è diventato poi il tormentone, no? Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, abbiamo prodotto un'esperienza girata a Sanremo con lui, anche in studio, già anticipando quelli che poi sono stati gli scontri che sono diventati famosi, cioè abbiamo assistito in realtà virtuale ai conflitti che pochi giorni dopo sono esplosi. Anche qui è indicativo che ve ne stia parlando in questo modo di un fatto tanto famoso, quanto è evidente che per quanto siano stati posizionati dei visori di realtà virtuale al teatro, a Sanremo e così via, è rimasto assolutamente in sordina il progetto, anzi forse direi che è stato proprio mutato, come sono stato mutato io prima, dall'invece rumore assordante che riesce a fare la televisione, o per fortuna invece dalla poesia che porta con sé il cinema in sala. Quindi tecnologia che c'è, e ancora, ripeto, per quanto realtà piccole come la mia la applichino quotidianamente, ancora ogni giorno in questo studio abbastanza vuoto in questo momento, ancora stamattina mi capita di sentire persone che dicono wow, fantastico e meraviglioso, non ci posso credere, che è sorprendente, come se noi entrassimo oggi in sala e sono passati ormai degli anni e dicessimo ad alta voce wow, no? Cioè, siamo in imbarazzo quando sentiamo applaudire all'atterraggio in aereo, e la sensazione, secondo me, per me, Matteo, Lorenzo e così via, per chi lavora con queste tecnologie, per quanto possiamo dire tutti e tre di farlo in maniera particolarmente efficace e intelligente, però è sempre sorprendente vedere che la reazione è in parte collegata al fatto che siano delle prime volte, no? Allora la prima volta è meravigliosa, però bisogna riuscire a replicare poi dopo questa emozione della prima volta. Dicevo, l'ho applicata a tantissime realtà. Rock in 1000, durante il lockdown è stato lanciato il progetto del Rock in 1000, gli ho girato almeno un episodio a Firenze con Courtney Love e così via, un multicamera 360, in questo caso l'audio è stato fornito dal cliente, diciamo così, quindi noi ci siamo occupati soltanto della parte visuale. Un altro progetto molto particolare che non ha visto diciamo così, una pubblicazione adeguata, direi, è il progetto fatto con Manuel Agnelli al Teatro Dal Verme, un'esecuzione assolutamente sperimentale di quella che può essere una performance live con tecniche, direi, all'avanguardia, per dire che non ci facciamo mancare nulla, ecco, nel senso che sia l'esperienza in teatro, che il grande live, che il racconto di uno spazio come può essere il Teatro alla Scala, o l'experience collegata invece a progetti più pop e commerciali come quelli di Bugo. E è un settore che per me, devo ammettere, rimane ancora un settore, quello dell'incontro con la musica in termini commerciali, come una sperimentazione, e mi taccio, in realtà il progetto più grosso che ho fatto dal punto di vista commerciale l'ho fatto agli inizi della nostra carriera in VR con Google. Abbiamo fatto il lancio di Google Cultural Institute, in quel caso
Matteo lo sa benissimo ed è un'avanguardia in questo, era un progetto nato come audio spazializzato associato a dei video 360, poi in Google hanno scoperto che non riuscivano a supportarlo all'epoca e quindi noi abbiamo registrato spazializzato e abbiamo reso stereo, dual stereo, fantastico. Top assoluto. Senti, di cui mi faccio. Articolo meglio la domanda che ti facevo, faccio un passo indietro. Mi ricordo una delle frasi di Peter Greenaway, grande regista, che diceva nel 1980 secondo lui il cinema era morto come noi lo intendiamo ancora adesso, ovvero con la nascita del telecomando il cinema in sostanza è morto. E lui il discorso che faceva, il cinema nasce soprattutto per il possessore del posto in fila 4, posto 15, cioè quello centrale in sostanza, ma ci sono molti altri angoli di visuale. Ecco, questi angoli di visuali sono stati moltiplicati all'eccesso dalla realtà virtuale, da questa tecnologia. La domanda che facevo è: secondo voi il concetto di storia, no? Molto spesso è legato solo, sembra che la declinazione del termine storia sia declinato solo al termine videogame, in qualche modo, nella realtà virtuale. Pensate che ci possa essere mai, detto brutalmente, il cinema in realtà virtuale, con delle storie all'interno e con dei musicisti che ci fanno delle colonne sonore, seppur in maniera diversa, ovviamente? È una domanda proprio... arriverà a essere mai mainstream questo mezzo? Questo sta succedendo, nel senso che poi è una questione di che numeri stiamo parlando, però nell'altro incontro che abbiamo fatto ti avevo citato, credo banalmente, un progetto come può essere VR Stories di PlayStation, sì, esatto, prodotto l'anno scorso, distribuito free per tutti gli utenti di PSVR. Stiamo parlando di una piattaforma come PlayStation mondiale. L'Italia pare che abbia un primato di utenti di PlayStation come di utenti mobile, e in particolar modo c'è un numero molto nutrito di possessori di visori VR, il PSVR, cioè il visore che si collega alla PS. Tanto che gli amici di Sony PSVR hanno deciso di produrre una decina di contenuti, di cui buona parte girati con la nostra tecnica della soggettiva, e sono fiction alcuni di questi. Alcune sono storie, ma sono storie applicate. Passare una giornata con Icardi o con Lukaku, o essere il falconiere della Roma con l'Aquila Olimpia sul braccio mentre succedono tutta una serie di vicende. Alcune sono proprio storie horror. Come dicevamo l'altra volta, ci sono alcuni contenuti che funzionano particolarmente in VR. Parliamo di horror e, lo diciamo a bassa voce, anche di adult, nel senso che è un settore, quello che è sempre precursore dell'industria cinematografica. E con mia grande sorpresa ho ritrovato qualche mese fa un mio amico, un ex socio, che ho scoperto essere diventato un grande di quell'industria, che mi parlava di milioni di visualizzazioni, cose che noi comuni mortali che lavoriamo nel B2B e così via ce le sogniamo, ma proprio sogniamo. Però per dire che ci sono, quindi in realtà c'è un'intensa attività non visibile nel mondo della VR che ci fa capire che queste cose succederanno. Noi siamo, credo tutti e tre qui presenti, in una macchina del tempo messa alla velocità più lenta possibile, nel senso che vediamo l'evoluzione rallentata proprio, nel senso che è bello perché possiamo anticipare i tempi, diciamo così. Bene. Allora, io proseguirei con Matteo Milani, dopo darò la parola a Massimo Privitera, ma prima a Matteo gli voglio dire una cosa. Allora, ho sentito tutte le talk di questo festival sulla realtà virtuale, e mi ha colpito che in almeno 4 su 5 ricorreva l'aneddoto Fratelli Lumière, cioè noi stiamo in una fase in cui avete presente Fratelli Lumière, quando si vedeva la sequenza del treno e tutti si spaventavano e tutti dicevano oh, ecco, la fase attuale nell'ambito della tecnologia riguardante la realtà virtuale, per il grande pubblico siamo forse stiamo un po' avanti rispetto a quel momento lì. Ecco, dal campo visivo di chi si occupa di sound designer come te, no? Quando è che hai cominciato a interessarti e a operare professionalmente in questo settore?
Guarda Marco, è successo tanto tempo fa, nel senso che poi la tecnologia si è evoluta, però l'interesse all'audio, diciamo, tridimensionale applicato alle immagini è sempre stata un po' sempre un po' accompagnato, no? Anche nel lavoro in studio, sia all'inizio come sound designer, poi come composizioni musicali, si è evoluto e diciamo siamo sempre passati, diciamo all'inizio, diciamo la cosa importante per immergere lo spettatore era, diciamo, aumentare il numero di altoparlanti, no? Quella cosa nella sala cinema, quella cosa lì non è cambiata. Diciamo che la tecnologia adesso ci ha semplificato la vita e possiamo ottenere, diciamo, in cuffia un'esperienza molto simile a quella che possiamo avere, diciamo, in una sala calibrata con un certo tipo diciamo, di impianto e di numero di altoparlanti, come possono essere le sale Dolby Atmos attualmente, no? Diciamo, il Dolby Atmos è un po' per noi che io che arrivo dall'audiovisivo e non arrivo dal videogame, quindi ho fatto una transizione lenta verso l'audio interattivo, iniziando diciamo, dai media lineari. E quindi, diciamo, il Dolby Atmos secondo me in questo momento è il linguaggio che utilizza, diciamo, il rendering automatico a carico della macchina dove, diciamo, l'esperienza sta avvenendo, e quindi aumenta anche la portabilità in quel senso, perché un mix in Dolby Atmos viene codificato in stereo, se ascoltato da un televisore o una smart TV, ma può essere anche ascoltato in 7.1 in una sala cinematografica, quindi è un sistema che si adatta. Sì, esatto, sì, si adatta, e vedo nel futuro anche, insomma, nella realtà virtuale, nell'audio con l'utilizzo di musica e suono, questa adattabilità come una cosa indispensabile per appunto avere in tasca sempre l'audio alla massima qualità, che però si trasforma. E oltre a questo c'è da dire anche, appunto, dicevi, la posizione fissa all'interno della sala la possiamo anche applicare all'ascolto in cuffia, e quindi noi abbiamo il nostro testone avvolto dai nostri, diciamo, i nostri padiglioni avvolti da delle cuffie che si diciamo, adattano in base al nostro movimento della testa, quindi quello che è chiamato adesso head tracking è un'altra feature importante per diciamo, l'immersività, aumentare l'esperienza e quindi far muovere il soundscape intorno all'ascoltatore in modo interattivo in base alla sua posizione, quindi abbiamo modo di navigare anche con l'ascolto in cuffia, no? In questo spazio 360 e diciamo non è è ancora un progetto in divenire, si sta sperimentando, come diceva Guido Lorenzo, non ci sono stiamo scrivendo un po' il manuale, non ci sono regole, no? Quindi... che bello, che bello. Questo è fantastico, questo. Ve lo dico io che mi occupo di musica e c'è la storia della musica a circa 2000 e passa anni, quindi capito, con il peso delle regole di 2000 e passa anni. Io adesso andrei su Massimo. Massimo, ecco, tu Massimo è il direttore di Colonne Sonore, uno storico magazine e poi webzine appunto sulle colonne sonore, no? Nell'ambito ovviamente soprattutto fiction e cinema. E adesso a te ti faccio una domanda: dopo che hai sentito questo giro di opinioni, no? Che opinione ti fai su quello che può essere il futuro del commento musicale o della colonna sonora, insomma? Ovviamente sì. Ascoltando Matteo e soprattutto Guido, poi ho visto anche i talk di Lorenzo per prepararmi a questa puntata un po' fuori dai nostri schemi soliti. Intanto, mentre parlava Lorenzo, pensavo subito a una serie che ho trattato ultimamente in un altro programma che faccio, che è Vis-a-Vis, che è Upload,
dove poi i protagonisti, credo che Lorenzo l'abbia vista, ma credo anche gli altri, dove addirittura si arriva a per avere esperienze sessuali, a indossare dei costumi che io non metterei né ora né mai, neanche se mi pagassero oro per farlo io di prima persona. Ma beh, ne ha parlato Guido, diciamo, ne ha parlato di Guido, di quello che sarà un business. Però io da neofita, che amo andare in provincia di Milano, a Melzo, dove c'è il Cinema Arcadia, famosissimo, che George Lucas lì per la prima volta adottò il sistema THX ai tempi, poi ora c'è il Dolby Atmos di cui parlava Matteo, quindi è un'esperienza non totalmente immersiva, ma da un punto di vista dell'audio coinvolgente, trascinante, e a dir poco quando dicevi una volta salto sulla sedia, sulla poltrona del cinema solo per l'effetto sonoro. E poi da neofita ancora qual sono, mi è capitato di provare a Milano l'esperienza che Guido credo sappia benissimo, che Inarritu, il famoso regista, fece di questo breve corto di, credo, se non mi ricordo male, durava sulla trentina di minuti, 14, non mi ricordo benissimo, dove c'era questa esperienza, tu entravi nei panni di un messicano che fuggiva dal Messico, andava in America e veniva inseguito, e io mi ricordo che si sentiva il calore, quasi bruciavano i piedi perché andavano tutti, correvano in mezzo al deserto, sentivi le voci, sentivi tutti questi che magari provavano a spararti. Non per cardiopatici. Proprio per i cardiopatici come me, proprio il massimo, quindi anzi uscivi traumatizzato. Quanto tutte queste esperienze qui, e poi mi ricollego alla domanda che mi hai fatto tu Marco, possono oggi, io per esempio, un'altra cosa, e poi vi rifaccio la domanda finale, non amo il 3D, io odio fortemente il 3D perché proprio non mi dà fastidio, cioè non ci provo neanche gusto. L'unica esperienza che ho fatto è stato Avatar, poi tutti i finti 3D che hanno fatto dopo perché non erano nati con quel formato lì, ma adattati, quindi non serviva assolutamente a nulla. Però io ho notato anche in giro con i critici, con amici, con ex colleghi, che proprio il 3D non piace alla maggior parte, anzi è una sorta di rifiuto. Quindi questo rifiuto per il 3D, ma in realtà avvicinandosi all'esperienza virtuale immersiva, che è completamente un'altra cosa, perché anzi è molto forte. Quanto oggi come oggi tutte questo un po' anche l'osteggiare il 3D o comunque ancora non essere propriamente addentro a queste sorte di esperienze nuove possa giovare a questo modo futuro di fruire il visivo, il musicale, il sonoro in maniera completamente diversa, che è quello che è la realtà virtuale o quella ancora di più, quella immersiva. Secondo voi c'è questa ancora difficoltà a portare avanti questa tipologia di progetti, poterli fare fruire a un pubblico vasto, o rimane ancora qualcosa di nicchia? Dicete voi chi vuole rispondere. Lorenzo, sì, ok. Sì, io posso portare un esempio di qualcosa, diciamo, di analogo che abbiamo fatto cercando di targetizzare un reach molto ampio. Abbiamo dovuto ovviamente mediare sull'utilizzo di dispositivi, nel senso che quando parliamo di realtà virtuale parliamo di visori e banalmente i visori o ce l'hai o non ce l'hai, nel senso non è che lì ci si gira tanto intorno, quindi chiaramente la fruizione di questi ambienti totalmente immersivi con un visore diciamo vincolata ad un device. Ci sono però delle funzioni come delle altre tecnologie molto affini come quella della realtà aumentata che danno una sorta di immersività simile alla realtà virtuale, chiaramente limitata anche qua dal fatto che devi avere un cellulare e devi comunque guardare il mondo attraverso un oblò, che è questo schermo qua, però comunque l'interazione con il mondo è spaziale. Quindi io mi muovo in un ambiente digitale come se avessi una finestra in questo ambiente. L'abbiamo fatto per il lancio del nuovo album di Gue Pequeno per la Island Records di Universal, ed è stato, devo dire che è stato un successo che non ci aspettavamo né noi né nella casa discografica, perché è stata l'app più scaricata dell'App Store dopo Immuni per la settimana del lancio. Questo per dire che
Da una parte il mondo della musica si sta avvicinando a queste tecnologie, dall'altra parte se si utilizzano degli hardware diffusi l'interesse è evidente, quindi è chiaro che ancora la gente non ha il visore e quindi è interessata, però non riesce a provarlo. Quando gli dai l'opportunità però di utilizzare dell'hardware che già c'ha, l'interesse è molto 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 evidente. Bisognerebbe vedere i commenti della gente, che sono, vi sto a ripetere, alcuni dei quali non sono ripetibili visto il tipo di target, però è stato veramente veramente un grande successo, decisamente inaspettato. E poi è chiaro, il problema della fruizione da una veramente immersiva è il fattore demo, è quello che sta bloccando un po' la diffusione veramente massiva della realtà virtuale. Oggi se tu vuoi provare un visore o vai a un evento dove c'è la realtà virtuale, oppure non è che vai in negozio e lo provi, è difficile, è complesso, e questo è il vero blocco, se vuoi, all'adozione della tecnologia veramente massiva. Però ci stiamo muovendo, questo credo che il mercato sia sempre più pronto, anno dopo anno. A Guido Geminiani volevo fare una domanda che parte da due frasi che ho sentito durante queste talk e una delle quali, la ultima che vi leggo, è sua. Quindi, allora, la prima è Olli Rankin, ha detto: il Covid è stata per metà un disastro e per metà un'opportunità per tutto il movimento che ha a che fare con la VR. Mentre Guido Geminiani alla fine della nostra talk parlando appunto dell'utilizzo di questo mezzo diceva non c'è fretta e che ci sia un buon motivo per utilizzare evidentemente questo. Ci spieghi meglio questo concetto, Guido? Sì, non era una frase collegata con il Covid, per cui peraltro non mi sentirei particolarmente... No, non c'entra. Ok, non c'è fretta, però scaricate l'app Immuni comunque dopo l'app di Gue Pechegno, ovviamente, che va assolutamente scaricata. Sul tema appunto non c'è fretta, ripeto, ribadisco la sensazione che io credo, ho parlato più volte con Lorenzo e con Matteo e ripeto, la sensazione di essere su una macchina del tempo rallentata credo che sia diffusa. È ovvio che questa macchina del tempo non può continuare ad andare a questa velocità, se no a un certo punto, come succede ad altre tecnologie, non c'è semplicemente un rallentamento, ma c'è una disaffezione. Quello che probabilmente è successo, e mi riallaccio qui a quanto diceva Massimo, rispetto al cinema in 3D, il cinema con gli occhialini. E qui torno a parlare di tempo, nel senso che probabilmente anch'io Avatar in 3D è stato uno dei film che ho avuto il vero piacere di vedere in 3D con gli occhialini. Mi ha molto sorpreso. E poi non mi è più capitato. Recentemente mi sono accorto proprio che stavo buttando nell'immondizia gli occhialini che ti vendono nel kit con le TV smart, gli occhialini 3D. E proprio non ho avuto neanche un attimo di ripensamento nel mio cervello e posso immaginarmi quello che possa succedere un giorno in cui uno prende un Quest 2, ma che cavolo serve? E lo butta nell'immondizia perché non serve più a niente. Ecco, questo no, nel senso che si parla, il fatto che si chiami nello stesso modo, no, che si parli di 3D o di stereoscopico, non significa che siano necessariamente la stessa cosa. Soprattutto se, oltre alla questione del tempo, cioè del 2020, ci ricordiamo anche che queste esperienze sono tendenzialmente destinate ad essere usate per un tempo limitato. Cioè l'esperienza in sala che giustifica il fatto che uno esca di casa, paghi un biglietto, ti faccia la coda, stia un po' al buio, magari riesca a portarsi a casa anche un limone, ma tendenzialmente è limitata a 1 ora e mezza o a 2 ore. Scusate, è limitata e si sviluppa nell'arco di 1 ora e mezza, 2 ore. Io oggi, dopo mezz'ora di VR, onestamente io stesso che mi sono sovraesposto a una bronzatura di VR negli ultimi 6 anni, non riesco ad andare. Mi autolimito da solo, ecco. Quindi in questo caso devo dire che la stereoscopia, anzi il 3D, per me è il fattore diversificante, nel senso che il motivo per cui esisto, non faccio altro che non sia in 3D, nel senso che i video 360 li abbiamo fatti nel 2014 e poi non ci è più capitato,
La stereoscopia quindi per me è proprio il valore aggiunto, e soprattutto la stereoscopia quella più fastidiosa, quella più ravvicinata. Sarà che da bambino mi mandavano dopo la scuola a fare gli esami dall'oculista in cui mi aiutavano a dover incrociare gli occhi, per cui mi è rimasta questa cosa qui dentro. Io sono proprio ossessionato dal fatto di farti percepire la tridimensionalità, forzandola, portandola al paradosso. Mi capita, quando pubblichiamo raramente le cose online, di trovare i soliti 4 nerd che adoro, che dicono dai vari angoli della Nuova Zelanda: questa roba è troppo vicina secondo le regole della realtà virtuale scritte da chissà chi. Io continuo ad avvicinare, più lo dicono e più io avvicino. In Prada arriviamo a mettere le modelle così vicino che dopo un po' dici vabbè, senti, ma succederà qualcosa. E quindi per dire che cosa? Che il 3D è diverso, che il tempo per la realtà virtuale, per il cinema, è diverso, che tempo ce n'è, ma non lasciamolo passare troppo. Adesso, ripeto, il Covid ci aiuterà, secondo me, dandoci soprattutto a tutti noi professionisti di questo settore tempo per riflettere, perché sennò siamo sempre presi da una corsa continua per stare dietro a tutti i progetti da sviluppare, le cose che pensiamo, e non avrei altro da aggiungere. Il riferimento alla frase di Olli Rankin e del Covid era: pensate voi tutti che la nostra attuale situazione porterà a uno sviluppo più incisivo di tutto questo movimento e anche tecnologia? Perché offre indubbiamente degli enormi vantaggi. Io penso alla didattica, all'informazione. Pensate? È una domanda, se credete che ci sarà un'accelerazione in questo senso, o forse no. Noi stiamo vedendo sicuramente un interesse estremo verso queste tecnologie, soprattutto in questo periodo, quindi l'accelerazione c'è, sicuramente ci sarà. Il problema resta quello che dicevo prima, nel senso che per passare da interesse a diffusione massiva c'è un grande scoglio, che è quello del... c'è bisogno veramente, se parliamo di realtà virtuale, c'è bisogno di gente che sia disposta ad aggiungere, togliere dal proprio budget familiare qualche centinaio di euro. Non si parla più neanche di tanto, sono 300 euro. Il visore che ha tirato fuori Guido poco fa è appena uscito ed è forse uno dei nuovi paradigmi della tecnologia. Costa $299 ed è una cosa fenomenale. Costa quanto una PlayStation o un Xbox, però bisogna decidere di mettere 300 euro sul tavolo, comprarlo e essere disposto ad aggiungere un nuovo gadget in casa. Per fare cosa? Per l'intrattenimento, per il remote assistance, per quello che vuoi. Nella fattispecie, prima di spendere quei soldi, il consumatore vuole sapere per cosa li spende e vuole avere un parco nutrito di contenuti da fruire nel momento in cui l'ha speso. Se compri una PlayStation oggi, quanti giochi hai? Se compri un Xbox oggi, quanti giochi hai? Lo sai, la puoi anche provare nel negozio. La VR non la puoi provare e non sai ancora, perché non ce ne sono tantissimi, quanti contenuti ci sono. Ce ne sono sempre di più. Quindi è chiaro che c'è ancora un freno, però onestamente credo che sempre di più, anche visti gli investimenti miliardari, non milionari, che ci sono dietro questa tecnologia da parte delle grandi aziende americane, diventerà un nuovo standard. Non so se diventerà lo standard, ma sicuramente diventerà un nuovo standard. Questo è il mio punto di vista. Discorso chiarissimo, Lorenzo, veramente discorso chiarissimo. Io tornerei a Matteo. Io ho una domanda per Matteo, perché in riferimento alla domanda che mi hai fatto tu prima, Marco, io credo che questa nuova forma di ovviamente di utilizzo della musica eventualmente nella realtà virtuale o nella realtà immersiva, non so quanto possa, faccio forse una domanda un po' polemica, giovare a chi compone musica per immagini, perché essendo Matteo anche lui un sound designer, oggi lo sappiamo benissimo che per la maggior parte delle colonne sonore, soprattutto nell'ambito cinematografico e un poco meno per fortuna nell'ambito seriale, quello televisivo, dove forse ci sono ancora le colonne sonore come si facevano una volta, ma nell'ambito cinematografico c'è più l'utilizzo del sound design, cioè di un tappeto sonoro anche atematico, e questo forse è più in linea a questa nuova forma
fruibile di esperienza virtuale e di musica applicata a questa metodologia nuova. Quindi che cosa può succedere? Che si va sempre di più verso un sound design anche applicato a questa nuova forma, o si può tornare anche come fece una volta Spielberg quando fece il primo videogioco, volendo utilizzare a tutti i costi un'orchestra. Ha detto no, io voglio una colonna sonora orchestrale, ed era la versione di Lost World di Jurassic Park videogioco. Quindi non lo so, Matteo, che cosa dici? Che ci sarà più forse la tendenza al sound design per questa tipologia di esperienze, o può entrare anche da altre forme musicali, sonore? No, secondo me, diciamo, come dire, lo dico come artigiano, come Massimo e Marco, secondo me, diciamo, la produzione di contenuti, diciamo, per quanto riguarda il suono, come dire, è un livello di maturità, secondo me, dove si possono realizzare cose grandiose, al di là della piattaforma di sviluppo e di distribuzione. Come diceva Lorenzo, questi sono dei nuovi standard. Secondo me in questo momento non è che si vogliono sostituire a quello che già abbiamo, e quindi da un punto di vista diciamo come produttivo è importante per me avere più interlocutori, quindi avere il documentarista che ha bisogno un mix, una cura sul suo prodotto, sulla sua opera, l'agenzia di pubblicità che ha bisogno un mix per una messa in onda di un certo tipo, la produzione per una installazione sonora, quindi avere diciamo per me una piattaforma e moduli produttivi che possono essere adattati a diversi clienti e diversi richieste, no? di suono e di musica è importante. Quindi sono strumenti che non vogliono appunto sostituirsi, le tecnologie che non vogliono sostituirsi a quelle che già abbiamo, ma semplicemente in questo momento interagiscono. Quindi ci sono dal punto di vista sonoro, per esempio, delle tecnologie che sono presenti dagli anni 70 a livello sonoro, che sono riemerse in questi ultimi anni. Come Guido sa, anche la tecnologia Ambisonics, questo modo di registrare a 360, non più singolo e sorgente, ma un evento complesso, no? A 360, e poterlo manipolare poi in post-produzione come non si è mai fatto prima d'ora è importante. Cioè è importante anche la tascabilità di queste tecnologie. Cioè adesso a livello sonoro si può avere tanta qualità con diciamo una tecnologia tascabile, che dal punto di vista della generazione di suoni, delle invenzioni del suono e di storie sonore ci dà un sacco di libertà, no? Sia noi che siamo del mestiere, ma anche a registi che possono, diciamo, con il nostro aiuto raccontare delle storie più complesse, no? E quindi aggiungere dettagli, elementi e immergere ancora di più lo spettatore in quello che è poi il racconto, che è poi quello che poi guida l'esperienza alla fine, al di là della tecnologia, no? Quindi io farei vedere, prima di fare il giro finale di domande proprio sul vostro lavoro, sulle vostre aziende, farei vedere uno spot, penso sia questo qui della Red Bull. Parlacene un po', Matteo, cos'è esattamente? Guarda, hai tirato fuori proprio il primo, diciamo spot lineare, però con audio binaurale, che abbiamo fatto con degli amici di una casa di produzione, Dude, di Milano, un sacco di tempo fa. Sono stati i miei primi esperimenti su audio immersivo, e praticamente siamo negli spogliatoi della squadra calcio Cagliari, quindi abbiamo praticamente uno spogliatoio vuoto, ma in cuffia abbiamo, come dire, l'esperienza sonora dei calciatori che si vestono, che escono, che entrano in campo, e quindi abbiamo la folla che li accoglie all'uscita degli spogliatoi.
ed è un video 60 secondi, credo. Esatto, per la sua semplicità l'ho scelto. Esatto. E allora vi prego, mentre noi lo mandiamo, mettetevi le cuffie, perché è fondamentale, se volete goderne, insomma, un minimo, mettetevi le cuffie. Ciao a tutti ragazzi, va bene, da squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo. Dai ragazzi. Diciamo che lo streaming non ci aiuta, perché sono spariti, No. praticamente tutta la telefonia è scomparsa. Lo so, se chiunque vuole, penso può andarla a vedere direttamente. Se vuoi condividere il link, devi sentire, diciamo, raccontare in rete. Questa cosa mi piaceva, perché c'erano questi 3 elementi, un attimo che devo... rivedendolo adesso era proprio insomma, era anche come dire, affettuoso, no? Perché è un tentativo pionieristico di... Assolutamente, ma è proprio per questo che mi piaceva, cioè nel senso che qui, ecco, se si parla di Fratelli Lumière, qui stiamo, non solo, c'è anche il bianco e nero che lo ricorda i Fratelli Lumière, quindi allora in tutto e per tutto, però potete... Allora, gli elementi di cui abbiamo parlato spesso in questo speciale sono la soggettiva, che ricorre anche in questo caso, il suono immersivo, la spazializzazione del suono, quindi era un po' quello, e anche il gioco, ecco, in tutto questo il gioco. Allora, io chiederei un attimo adesso quando si parla di realtà virtuale, e poi alla fine ci sono... delle aziende che lavorano per questo, delle società. Ecco, allora Lorenzo Cappannari, parlo della sua Another Reality, è una di questi. Sì, di che cosa vi occupate voi specificamente? Sì, la nostra azienda si occupa di sviluppo software e soluzioni legate al mondo, come dicevo prima, della realtà virtuale, realtà aumentata, spatial computing. Quindi fondamentalmente siamo degli sviluppatori che, invece di fare siti web tradizionali, invece di fare app per l'iPhone, facciamo soluzioni per la realtà virtuale e la realtà aumentata, che servono a diversi fini. Diciamo che l'ambito da cui proviene uno sviluppatore software per questi mondi è l'ambito del videogame. Infatti noi veniamo da lì, veniamo dallo sviluppo di videogiochi, e poi ci siamo specializzati nel realizzare soluzioni per aziende principalmente, quindi soluzioni commerciali, progettualità, che declinano le tecnologie del videogioco, le tecnologie di interazione immersiva attraverso dei device,
diciamo a servizio delle aziende che le vogliono utilizzare per diversi modi. In realtà 2 sono gli ambiti di applicazione in ambito commerciale puro principali. Uno è tutto il mondo della customer experience, quindi esperienze che aiutano le aziende a raccontare il loro brand, a creare esperienze di intrattenimento, di engagement con i loro prodotti, o di simulazione, spesso per la parte invece formativa, quindi learning game o simulatori di vario genere tipo, per ricreare ambienti complessi come potrebbe essere, che ne so, un incendio, e devo essere esperto di fare operazioni in un ambiente ad alto rischio difficilmente replicabile. La realtà virtuale è perfetta perché io ti ricreo un qualsiasi ambiente ad alto rischio senza fartici andare davvero, e vedo come ti comporti lì dentro, in maniera tale che puoi sbagliare tante volte, e la volta che sei sfigato e ti succede davvero nella vita hai già imparato come reagire. E questo più o meno quello che facciamo. Poi ovviamente i campi di applicazione sono molti. Per quanto riguarda la questione musicale, vi capita anche di curare appunto la parte musicale o sonora di questo tipo di applicazioni, e in questo senso come lavorate? Avete dei compositori o dei sound designer, come nel caso di Matteo, specializzati, o fate delle gare? Come avviene Noi collaboriamo, pensavo di aver mutato, collaboriamo con studi specializzati come lo studio di Matteo, che ci aiutano a portare a terra tutta la parte sonora, anche perché poi in realtà sono ambiti, con la realtà virtuale è un ambito molto ampio, no? E ognuno di noi sa fare bene, si verticalizza su una specialità. Noi ci specializziamo sull'interazione, sul software interattivo, e facciamo quello. Il suono è un'altra materia, quindi c'è chi come Matteo si specializza sul mondo del suono. Il mondo del video è ancora un'altra materia, nel senso che alla fine noi facciamo 3D modellato come un videogioco. Nel momento in cui il 3D, come lo intende Guido, è alla fine un video con dei parallassi, insomma un video immersivo stereoscopico, lì c'è tutta un'altra professionalità, e lì non lo facciamo noi, cioè è giusto un po', realtà virtuale vuol dire tutto, ma poi ci sono tanti piccole specializzazioni all'interno. Esatto. E allora veniamo a Guido Geminiani, lui è il fondatore appunto dell'Impersive. Parlaci un po' della vostra attività. Io so, perché l'altra volta ne abbiamo parlato, che insomma tu ti sei ritrovato all'interno del mondo fashion, no? Ma forse non solo quello, ecco, ti occupi non solo di quello. No, non solo quello, come diceva Lorenzo, mi ha fatto veramente ridere. Io tendo a fare invece quello che non fanno loro, cioè tendo a mettermi in situazioni di rischio per non far vivere ad altri le situazioni pericolose. Le ultime cose che ho fatto a luglio mi hanno letteralmente appeso fuori da un elicottero volando sopra le principali regioni coinvolte negli ultimi terremoti. Veramente estremo. Io peraltro sarei un fifone nella vita, ma per lavoro mi presto a qualsiasi cosa, anzi chiedo sempre di più, cioè da andare in un paese pericolosissimo, subito partiamo. Abbiamo girato in Sudan in condizioni complicatissime. Quello che produciamo, sì, sono prevalentemente, se non quasi esclusivamente, esperienze immersive in soggettiva con una tecnica custom, e sono ossessionato, come dicevamo prima con Massimo, dalla stereoscopia girata e poi restituita in post-produzione a 360 gradi il più ravvicinata possibile. E poi questo strumento, che è un insieme di tecniche, tecnologie e di persone, perché adesso siamo io più 9 persone a tempo indeterminato che non fanno altro, quindi è pura artigianalità in tutto ciò. Non facciamo altro, ripeto, che produrre esperienze cercando di mutuare quello che abbiamo imparato anche involontariamente, andando al cinema, guardando la televisione, quindi tutto questo eco dell'audiovisivo a cui siamo sottoposti sin dall'infanzia, cerchiamo di testarlo, di applicarlo. A volte inventiamo qualcosa di nuovo, ma quasi mai inventiamo, quasi sempre andiamo a prendere quello che il cinema ci ha insegnato negli anni e cerchiamo di capire se può funzionare con durate differenti, con linguaggi differenti. Chiunque vede i contenuti che faccio io vede che sono quasi tutte citazioni di qualcos'altro. Ecco. Mi diverto però quasi sempre, può essere un salumificio, come può essere il più importante brand di moda, può essere una fiction indipendente o il training in ginecologia, ma io cerco sempre comunque di dare libero sfogo alla creatività, anche perché un po' mi preoccupo delle persone che lavorano con me, da me, ma più che altro con me,
che poi su questi progetti devono stare ore, a volte giorni a fare editing e tenere alto il livello di creatività, di interesse, di passione, e se salta uno di questi passaggi in VR puoi buttare via tutto, ok? Se salta un passaggio cioè un collo di bottiglia, in questo caso proprio butti via tutto. Quindi per tenere anche alto l'entusiasmo, la passione, io cerco di mantenermi primo fra tutti molto appassionato quando guardo i contenuti e dico no, rifacciamo, cambiamo, evolviamo, e con questo approccio devo dire che non è un mestiere terribile da fare. Quindi un approccio ludico, direi. Guido mi ricorda, con quello che ha appena accennato, è un mix fra Tom Cruise quando fa gli stunt da soli in Mission Impossible e Tarantino per il saccheggio intelligente e colto del cinema. Quindi a questo punto chiudo la call, scusate. Allora, Matteo, invece parlaci invece del tuo lavoro, cioè come dire, sia in questo ambito ma anche in altri ambiti, se ce ne sono in questo momento, cioè perché il tuo lavoro esiste anche nel nostro ambito, che è appunto quello cinematografico, quindi non è che ora non c'è. Che ora non c'è, è vero, che ora è fermo. Sì, vabbè, diciamo che come Marco e come Massimo mi occupo dell'arte dell'invisibile, nel senso che suona così, sfugge, lo fai e sfugge, quindi ed è anche difficile raccontarlo, no? Provo anche è uno degli argomenti che affrontiamo con i miei ragazzi allo IED. Io insegno ai ragazzi del terzo anno sound design e c'è tutta la psicologia dietro, di creazione, di gestione, di interazione che essendo un lavoro collettivo, come diceva Guido, non viviamo nel nostro microcosmo e produciamo delle cose per noi, ma come dire, collaboriamo e stringiamo la mano ad altri talenti, no? Che ci circondano. E quindi questo è un aspetto importante. La mia, una ditta individuale si chiama Unidentified Sound Object, oggetto sonoro non identificato, e che mi trascino dietro delle esperienze musicali, e praticamente nasce come in primis come un negozio online di effetti sonori che è ancora aperto, funziona attualmente, e ho come clienti anche delle software house che fanno gaming, per i quali registro suoni, materiale e contenuti sonori, no? Adesso, per esempio, uno dei best seller, se vogliamo così chiamarli, è una registrazione che ho fatto a Monte Carlo un paio d'anni fa, in occasione del Gran Premio, e lì siamo stati usciti in 2 unità, abbiamo registrato tutta un po' l'esperienza sonora acustica del Gran Premio con questi microfoni Ambisonic 360, ma non solo, e quindi abbiamo questa collezione di gigabyte di suoni che ci richiedono un po' da tutto il mondo, anche l'ultima da Londra per un altro game, quindi una sorta di library di suoni a 360, mi sembra di capire. Sì, esatto, non solo, ci sono delle collezioni, immagina come dei dischi, no? Quindi abbiamo questa collezione di suoni registrati in un certo modo, in un certo luogo, poi abbiamo magari dei suoni di sintesi che possono essere usati anche dai compositori. Cerco di avere del materiale abbastanza grezzo, semi-lavorato, in modo da essere ulteriormente manipolato in fase di montaggio e di mix. Quindi i miei clienti sono spesso altri sound designer che magari stanno oltreoceano, oltremanica. Quindi è bella il negozio online, perché mi permette di avere un contatto diretto anche con altri colleghi in giro per il mondo, no? E avere anche altre occasioni che non sono solo magari sul territorio italiano, ma che appartengono, che abbiano un respiro più internazionale. Questo mi ricorda quello che accadeva nell'ambito della fonica nel cinema, che ci si scambia i vari fondi sonori, che è un fondo di Parigi, sì, ok, eccetera, ed è bellissimo tutto questo. Sì, ma ancora adesso, per esempio, durante il lockdown ci sono state, faccio in breve, c'è stata una bella iniziativa di un collega a Londra, che ha fatto questa, sound libraries di effetti sonori che si chiama Ambient Isolation. Sì. Quindi ha fatto una call a tutti i
colleghi in giro per il mondo di registrare fuori casa per in diverse fasce orarie, in diversi giorni, no, diciamo, la situazione acustica della loro città, no? Pensa, noi abbiamo parlato di un'esperienza analoga avvenuta da noi in Italia, grazie alla discoteca dello Stato e a un Checco Leotard, che sarebbe un fonico di presa diretta, si chiama Locate Your Sound, e si parlava di registrare veramente i suoni ambientali ai tempi del lockdown. Sono uscite fuori cose molto particolari. È stata anche un'esperienza interessante, perché poi sono stati poi è stata messa in vendita, i fondi sono stati raccolti anche per un'associazione per l'autismo, quindi sono anche operazioni di beneficenza. Sì, insomma, è anche lodevole da questo punto di vista, no? E capire, insomma, che nel mondo possiamo essere, oltre all'intrattenimento, possiamo anche fare qualcosa di più, no? Per aiutare gli altri. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti, grazie della vostra disponibilità, grazie del vostro tempo, grazie di aver spiegato in qualche modo al nostro pubblico, ecco, questa finestra su quello che è il nostro presente, poi perché in realtà è il nostro presente, ma anche su quello che potrebbe essere il nostro possibile futuro, insomma, nelle varie sfaccettature. Ringrazio Lorenzo Cappannari, Another Reality, ringrazio Guido Geminiani, Impersive, e Matteo Milani, con cui sicuramente ci rivedremo nell'ambito delle puntate che noi facciamo su Sound Design. Grazie a tutti. Grazie veramente. Ciao Guido. Ciao. Buon futuro a tutti. Ciao. Ciao.